generazioni io e la mezzita. Arrivo trene la via da mano, trovammo posto da uno scompartimento, dalla carrozza di Reggio Milano. Di fianco alla mezzita c'era un uomo, un bello biondo vesto per bene, era tranquillo e leggeva lo giornale, e piano piano non ci toccavo piedi. Dimisimo a parlare tutti quanti, ma lo biondino non diceva niente, faceva finta cancito la panza, che a occhio su e ci toccava. Biglietti prego di su controllori, e controllava in modo sa perfetto, e lo biondino tinni tinni tinni, da confusione ci toccava. Notte si fece e sto dammi luci, resta oscuro lo scompartimento, un biondo sedile so tiravo avanti, e poi si mise a mano a mezzo. O caddo chi faceva sfizianti, e la mezzita era ormai bollenti, e lo biondino voluto imponente, oscuro ci cacciava lì. Voleva vedere come va a finire, tutta la notte non poté dormire, la mezzita si attava un po' sedile, aprì gambe e si vedevano i 5 persone in to scompartimento. Volevamo dormire tutti quanti, tutti i sedili li tirammo avanti. Di fronte a me la signora passammo una nottata senza dormire. Guaio di Dio poi arrivamo a Milano, da succedì un fatto assai strano, lo biondo e la mezzita era da mano, buono per mia dei voti lo destino, si manifesta pure un tan minuto, vi posso dire sogno fortunato, è meglio un uomo scetto, caco